Quest'anno di servizio civile ho imparato a rapportarmi col mondo del volontariato, ho imparato a rapportarmi con le persone indigenti, sono riuscito a acquistare nuove capacità e a superare certi stereotipi. Quest'anno di servizio civile l'ho vissuto abbastanza bene. Ero molto entusiasta, entusiasmo che è durato fino a quando insomma ho vissuto concretamente questa esperienza in cui sono partita appunto dallo svolgimento di una ricerca sociale svolta all'interno del comune di Sant'Apollinare, la quale però ricerca è stata interrotta a causa di svariati motivi. Quest'anno del servizio civile è passato velocissimo, le 18 ore settimanali si sono incastrate perfettamente all'interno dei miei impegni universitari e soprattutto mi hanno permesso di conoscere e vivere un nuovo mondo che io prima non conoscevo, che è quello del volontariato. Il servizio civile per me è stata una grandissima opportunità. Sono cresciuto personalmente e professionalmente, in quanto psicologo, in questo appartamento. Ho sperimentato cosa vuol dire l'autonomia da punti di vista diversi ed è stata un'opportunità unica per mettermi alla prova e diventare effettivamente molto più autonomo io stesso. L'ho vissuto bene, nel senso meglio delle aspettative. Da un lato è stato coerente rispetto a quello che mi aspettavo perché mi ero posta degli obiettivi dal punto di vista del volontariato e quindi non solo dei servizi formali. Posso dire di aver raggiunto gli obiettivi inerenti questa tematica che mi premeva così tanto, però anche al di sopra delle aspettative per le persone che ho conosciuto e per la carica affettiva che mi ha lasciato. Allora, è stato un anno molto positivo perché comunque l'ambiente in cui ero è molto familiare, mi hanno accolto tutti veramente benissimo e dal primo giorno in cui ero quasi una sconosciuta per tutti fino chiaramente all'ultimo e quindi esperienza super positiva e che mi ha veramente dato tanto e io spero di aver dato un pochino anche a loro. Occhio Civico è un'associazione che mi piace. Tutti i volontari mi hanno da subito accolto, immediatamente mi hanno fatto sentire una di loro. Mi sono sentita immediatamente a mio agio e questo ha calmato le mie insicurezze iniziali. Dopodiché tutto è filato liscio e quindi in questo senso il servizio civile per me è stata un'esperienza positiva. Assolutamente no, le mie aspettative erano decisamente inferiori rispetto a quelle che poi sono state le reali condizioni in cui mi sono trovato. Mi sono messo alla prova e mi sono scoperto, è stato veramente molto molto bello, ho scoperto un mondo intero. Le aspettative sono assolutamente state confermate per quanto riguarda il progetto, nel senso che mi hanno fatto fare quello che effettivamente mi avevano promesso, tra virgolette, no? E aspettative invece cambiate per quanto riguarda l'ambiente, ma in positivo, nel senso che ho trovato un ambiente meno difficile rispetto a quello che pensavo all'inizio, con persone assolutamente affabili. È stata un'esperienza molto gratificante, da un lato coerente con le aspettative e gli obiettivi che mi ero posta all'inizio e da un lato migliore rispetto alle mie aspettative dal punto di vista dei sentimenti e della carica emotiva che mi ha lasciato. Le mie aspettative iniziali erano molto superiori, poi a mano che l'attività e che il servizio si è svolto durante l'anno, diciamo che queste aspettative si sono riportate nella norma. Pensavo che Occhio Civico fosse un'associazione più grande, non sono tantissimi volontari, saranno una trentina, però tutti sanno fare la loro parte, tutti in gruppo uniti per un obiettivo sanno lavorare, quindi lavorare con loro è stato importante. Allora, quest'anno di servizio civile sicuramente le mie aspettative sono cambiate nel corso dell'anno e anche rispetto a quando ho prestato domanda. Spesso uno si aspetta di fare delle attività oltre che assistenziali ma anche di apertura, di sportello, per cui queste attività sono modificate nel corso dell'anno, si sono adeguate a certi contesti situazionali e soprattutto
sono modificate anche con la formazione alla quale ho partecipato tramite il CSV. Le aspettative sono state rispettate, anzi anche superate, mi hanno permesso di mettere alla prova le conoscenze che già avevo in ambito grafico della comunicazione e anche approfondirle, soprattutto vedendo degli elaborati miei stampati, quindi realizzati, e con il progetto di Radio Volontariato di conoscere storie e persone che dovevano essere raccontate. Nel servizio civile ho imparato a relazionarmi con tutti i tipi di persone di varie età e ad accettare i loro pregi e difetti e a mettere in attività l'ascolto attivo, oltre che la progettazione e il coordinamento. Concretamente il servizio civile mi ha permesso di conoscere una nuova realtà, che è quella del volontariato e anche quella delle associazioni, e anche mi ha permesso di esprimere la mia opinione con meno difficoltà e con meno timidezza. In quest'anno ho imparato sicuramente 3 cose. Essere molto organizzato e preciso, in modo che gli impegni non si accavallassero e non si creassero incidenti. A saper confrontarmi con le persone nelle varie situazioni e cercare di gestire anche i momenti più difficili. E in terzo luogo buttarmi e mettermi a capofitto nelle cose con la massima forza e la massima efficacia subito, fin da subito. Di sicuro competenze interpersonali ed interculturali, dal momento che mi sono rapportata con persone delle più svariate nazionalità, nonché con persone aventi diverse problematiche anche molto lontane tra loro, seppur afferenti in tutti i casi alla sfera della povertà estrema. Come ho già detto, ho sviluppato ulteriormente il mio capitale umano, credo. Durante l'anno di servizio civile sicuramente ho potuto ampliare le mie capacità, questo grazie alla formazione. Concretamente ho sì fatto assistenza a delle persone con disagio psichico, ma anche ho potuto imparare attraverso i corsi di formazione delle attività, quali fare un sito web, oppure come si fa un bilancio in associazione, come si presenta un progetto per un bando, per un corso di formazione. Per lavorare in questa associazione bisogna essere aperti a veramente tanti tipi di esperienze. Lavorare sotto la pioggia, sotto il sole, quando c'è vento, quando c'è freddo, quando c'è caldo, ed essere sempre pronti sulla strada. Allora, concretamente devo dire che ho imparato parecchio, nel senso che anche solo rispettare certi orari, rispettare certe scadenze, fare quello che dovevo fare entro certi giorni, sono state cose molto utili, ma anche lo stesso comunicato stampa, l'articolo di giornale, parlare col sindaco di determinate cose che servivano, insomma tante cose che veramente mi sono state utili, che metterò nel curriculum da aggiornare. Giallo, Blu, Verde. Blu notte. Verde. Verde. Giallo, la gratificazione, Condivisione. gioia e tristezza, Divertimento con un pizzico di serietà. l'esperienza e sorpresa. La parte bella della fatica. Impegno. L'estate. autunno, una stagione, la primavera, Autunno. Primavera. Ma un po' di tutto, mare con scogliera, sabbia, sassi. Un paesaggio è prima una montagna in cui vai in salita e a volte poi vai in discesa. montagna, il paesaggio, un paesaggio concreto come la città. Un chiaro di luna sul mare. Mare. Campagna. Pasta fatta in casa. Se fosse una ricetta, una lasagna. Pizza. Una bella pizza, con sopra di tutto. Di sicuro una torta alla cioccolata. dessert alla frutta, Un salame di cioccolata.